notte a Malcontenta la 67enne Chiara Pasquale è morta in casa per lo scoppio di un incendio. La cognata racconta aveva provato a rifugiarsi nello sgabuzzino ma non è riuscita a salvarsi. Frana di Cancia, il giorno dopo si continua a scavare, i detriti da rimuovere sono forse più dei 50.000 metri cubi inizialmente stimati, alle Magne obiettivo riapertura giovedì. Insultati e poi aggrediti, 2 giovani picchiati da un gruppo di ragazze all'uscita del Padova Pride Village sono finiti in ospedale. La polizia locale di Verona scopre un laboratorio artigianale dove venivano costruiti con la stampante 3D taser e tirapugni che poi venivano venduti tra i minorenni denunciati. Domani alle 15:30 a Revinelago, i funerali della bimba di 2 anni morta soffocata dalla ciliegia. Se è stato un dono per tutti noi, il messaggio straziante dei genitori. Una catena umana fine alla spiaggia, il racconto del poliziotto della questura di Padova che ha salvato una bambina trevigiana dall'annegamento a Jesolo. La Lega dà il via alla campagna per le regionali con le prime ipotesi di candidatura. I 3 più desiderati c'è il sindaco di Treviso che però dovrebbe dimettersi, non so nulla, si vedrà Tagliacorto, il sindaco Conte. Sono attesi 80.000 fan domani e giovedì per i 2 concerti degli Imagine Dragons allo stadio Euganeo di Padova. Scatta il piano viabilità del comune. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Questi dunque i titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio che riguarda la politica. Terzo mandato, chi non lo vuole? Se volete rispondere Salvini 0422 1626 691. Se volete invece rispondere Meloni lo vedete in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque la cronaca anche in primo piano con la tragedia nella notte a Malcontenta. La 67enne Chiara Pasquale è morta in casa per lo scoppio di un incendio. La cognata racconta aveva provato a rifugiarsi nello sgabuzzino ma non è riuscita a salvarsi. Mia cognata viveva da sola, penso che si sia svegliata perché ha visto che aveva cominciato a prendere fuoco tutto. Però non è riuscita, si vede che era troppo tardi, non è riuscita a uscire fuori e si è rifugiata in una stanzetta vuota e si è ricoperta di abiti per non essere evidentemente presa dal fuoco, però purtroppo non ce l'ha fatta. È morta così nella notte Chiara Pasquale, 67 anni, nel suo appartamento di via Malcontenta tra via Malcanton e via Lago di Bolsena, provando a salvarsi, chiudendosi in uno stanzino in attesa dell'arrivo dei soccorsi chiamati dai vicini, ma il fumo e le fiamme non le hanno lasciato scampo. Non sarebbe nemmeno riuscita a chiedere aiuto, nemmeno a telefonare, racconta la cognata sotto shock per l'accaduto. Alle 3 di notte ti chiamano e ti dicono guarda che sta prendendo fuoco, ma ci aspettavamo di riuscire, di trovare almeno salva lei, di riuscire a portarla fuori, e invece quando sono entrati, quando l'hanno trovata e poi è arrivata l'ambulanza, hanno fatto altro che constatare la morte. Penso non si sia neanche resa conto perché comunque il fuoco era tanto. Hanno dovuto fare evacuare tutta la palazzina perché i pompieri dovevano buttare l'acqua, insomma. Solo in mattinata gli inquilini degli appartamenti sottostanti sono potuti rientrare in casa sconvolti per quanto accaduto alla signora Pasquale. Gli accertamenti sono in corso, ma con tutta probabilità la causa sarebbe stata un cortocircuito. La vittima era molto conosciuta e stimata in paese. Insieme al fratello Eugenio era cotitolare della ferramenta Pasquale, poco distante dall'abitazione della donna, un punto di riferimento per il territorio. Chiara non aveva figli, ma era legatissima alla famiglia. Considerava la nipote, figlia del fratello, come una figlia e adorava le nipotine Diletta e Ginevra. Il sindaco di Mira, Marco Dori, ha espresso vicinanza alla famiglia. È una notizia che lascia senza parole. La comunità di Malcontenta è molto addolorata, lo siamo tutti noi, che anzi manifestiamo un profondo cordoglio e vicinanza sia al fratello che a tutta la famiglia e alle persone che hanno voluto bene. L'amministrazione come sempre a disposizione anche per chi è rimasto momentaneamente senza un alloggio, e siamo qui insomma soprattutto in questo momento a essere vicini
alla famiglia per questo tragico evento. Frana di Cancia il giorno dopo non ci si può fermare perché i detriti da rimuovere sono forse anche più dei 50.000 metri cubi inizialmente stimati, ma bisogna anche programmare quello che si dovrà fare dopo. Frana di Cancia, mentre si continua a scavare cercando di liberare le case dai detriti, si ragiona sull'accaduto. Bisogna fare in fretta prima che la colata si solidifichi in maniera irreparabile e le squadre di volontari continueranno ad avvicendarsi fino a quando non verranno liberati tutti i locali invasi da fango e sassi e gli stessi non saranno stati portati via. Da una prima analisi si è ritenuto che le opere di contenimento realizzate dopo la tragica colata del 2009 siano state utili a mitigare gli effetti della frana di domenica notte, anche se non sufficienti a neutralizzarla. L'evento meteorologico scatenatosi, con oltre 50 mm di pioggia nell'arco di 30 minuti, è stato di una portata mai vista in precedenza, tanto da produrre la furia di un vero e proprio fiume di acqua, fango e detriti, sceso a velocità impressionante. Le valutazioni e le analisi del caso sono in corso. Abbiamo seguito fin dall'inizio la situazione legata a questo grave evento che si è verificato appunto qui a Borca di Cadore. Verificheremo adesso i tempi anche occorrenti per mettere in sicurezza tutte le abitazioni e anche la viabilità naturalmente. La sua speranza è che si possa risolvere in quanto tempo? Ci si augura che possa essere il più breve possibile per limitare i disagi ai cittadini. La vivo come va vissuta, bisogna darsi da fare per ripristinare le condizioni di sicurezza in parte, come abbiamo ben visto, che avevamo prima di questo evento. Adesso dobbiamo ripristinare le condizioni che avevamo ante evento, quindi votare i 2 invasi che avevamo su, che sono 2 invasi da 30.000 metri cubi, bisogna votarli, quindi vuol dire 3.000 viaggi di camion, insomma, non uno. Protagonista in questa vicenda la provincia di Belluno, cui la regione, su richiesta degli stessi cittadini, affidò la gestione della frana. Siamo sicuramente mitigato qualcosa che poteva diventare una tragedia, un disastro veramente epocale, perché insomma dall'esperienza di molte persone che l'hanno rivissuta, questa è stata sicuramente la colata più forte che sia venuta giù verso Cancia. Quindi da questo punto di vista io sono convinto che questa sia stata un'opera importante, imponente. Adesso dovremo cercare di liberare le vasche, ma anche lì ci vorrà del tempo, in modo che se può capitare nuovamente abbiamo comunque una situazione abbastanza sotto controllo. Poi è chiaro che l'eccezionalità è difficile da gestire. In provincia necessariamente si torna a parlare dell'ipotesi più drastica, quella di evacuare definitivamente Cancia trasferendo altrove i residenti. Questo è un grande tema, ne ho parlato ieri con tanti abitanti, è chiaro che lì ci sono affetti, ci sono sacrifici di tanti anni. Se c'è rischio però per la vita. Esatto, quella è la priorità assoluta e quindi anche questa è una valutazione da fare con attenzione, parlando ovviamente con chi di dovere e trovando poi anche delle soluzioni alternative. È chiaro che in questo momento affrontare questo tema con i residenti diventa molto difficile dal punto di vista emotivo e quindi è un tema che però dovremmo cercare di affrontare sicuramente. Se qualcuno mi dà i soldi per spostarsi, io sono d'accordo. Ma lei sarebbe d'accordo per spostare, sì, per evacuare come termine definitiva? Tira fuori il denaro? È sempre una questione di soldi. Se qualcuno paga e fa un villaggio da un'altra parte... Lei sarebbe d'accordo? Qualcuno paga però. Ed è terminata da poco il vertice relativo all'Alemagna. Sentiamo le parole dell'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Abbiamo appena terminato la riunione in comune a Borca di Cadore, convocata dal prefetto di Belluno, per cercare di capire cosa succederà nelle prossime ore. Allora, innanzitutto domani proseguirà la pulizia della viabilità principale e anche di quella comunale, con l'obiettivo di riaprire la strada statale 51 di Alemagna dopodomani, quindi da giovedì mattina. Quindi per domani tutta la giornata continueranno le operazioni di sgombero e pulizia, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile che sono qui in massa. Sono stati definiti ruoli, compiti e procedure per le prossime ore. Il sindaco, su indicazione dei vigili del fuoco, provvederà a fare uno sgombero temporaneo di alcune abitazioni a scopo precauzionale e poi le condizioni meteo che ci sono in queste ore ci consentono di poter lavorare
in maniera abbastanza tranquilla. Ovviamente l'obiettivo è quello di ripristinare la situazione e mettere in sicurezza il territorio nel più breve tempo possibile. Tutti al lavoro per rimuovere la colata di detriti a Cancia, uomini e donne, giovani e meno giovani, sono tutti con il badile in mano per ridare al paese l'aspetto che aveva. Dal 2009, quando a Cancia, a causa della frana, morirono 2 persone, c'è questo cartello. La frana purtroppo si è ripetuta, per fortuna senza vittime, ma vediamo come hanno reagito gli abitanti di questa frazione di Borca di Cadore a quanto è accaduto. Cosa si può dire? Ma che magari forse speravamo che non arrivasse, ecco, quello, perché magari i lavori li hanno fatti su, però io dico sempre, è un po' tutta l'Italia che ha questi problemi dovuti anche al clima o a questi improvvisi temporali, però questo succede, non è che andiamo a fare polemiche. Verrebbe da prendersela con i nostri amministratori, perché questa è la terza volta che qui viene una frana e ogni volta fa disastri. Se la senti commentare quello che è successo? Oddio, una cosa per me orribile, perché io non mi aspettavo, non ho visto mai una cosa del genere, quindi sono spaventato tantissimo. Non me l'aspettavo tutto questo disastro qua naturale, ma se è che era forte il temporale, quello sì, ma diciamo che se non pioveva era meglio. Iniziamo dalla sera prima, tutto a posto, tutto pulito, arriva l'elicottero perché c'era stata la scena del Marcora, la discesa della punta, e con l'elicottero controllavano le varie frane e tra queste c'era quella di Cancia. Tutto risultava perfetto, assolutamente invaso libero, non c'era nulla. Alle 23:30 si è alzato un fortissimo vento e soprattutto questa pioggia battente che sembrava grandine dal rumore che faceva, e in mezz'ora ha fatto partire la frana. Questo è quello che è accaduto. Per il futuro c'è chi pensa che Cancia non possa più essere abitata. Ma se fosse una sicurezza spostarci, io avevo ancora quei tempi che l'ho presa dentro, mi sarei già spostata, però se uno non può, sarebbe una bella idea. Metà gente non vuole perché ha la casa del nonno, la casa dell'avo, la casa sua. Lei personalmente? Io sì, sono d'accordo, perché penso che vivere tranquillo sia una cosa, un diritto, io penso di sì. Sono fuori di testa secondo me. Si può svuotare un villaggio, di che sistemano le villette, la frana che viene giù da qua dovrebbe essere spostata tra Cancia e Vodo, dove c'è solamente prato. Io dico che sarebbe una buona idea, perché secondo me per quelli che magari non hanno case o magari che gli mancherebbe, secondo me sì, secondo me è una buona idea. Picchiati da un gruppo di ragazzi all'uscita del Padova Pride Village, 2 giovani sono finiti in ospedale. Questa ragazza mi chiama dicendomi che nell'attesa del taxi una banda, adesso è di nazionalità appunto ancora da approfondire, si è avventata su di lei e sull'amico con cui lei era insieme dopo la festa al Pride Village. I protagonisti di questa storia sono 2 amici, una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 23 anni, avvicinati e aggrediti all'uscita dal Pride Village la notte tra venerdì e sabato da un gruppo di violenti. La giovane ha raccontato quanto le è accaduto alla consigliera comunale di Fratelli d'Italia Elena Cappellini, dopo aver ovviamente denunciato tutto ai carabinieri. Un'aggressione di stampo omofobo per la tipologia di insulti rivolti ai 2 ragazzi. Inizialmente sì, è nata così, appunto hanno sentito degli epiteti poco felici e delle critiche probabilmente per l'aspetto fisico del ragazzo, e poi invece si è sviluppata in una vera e propria rissa per futili motivi, visto che anche la ragazza si è sentita di difendere il suo amico, ma ahimè anche lei è finita in pronto soccorso. Il ragazzo ha ricevuto pugni sul mento e al volto, l'amica è intervenuta per difenderlo, è stata a sua volta colpita con schiaffi e graffi. Fortunatamente altri passanti sono intervenuti e il gruppo di violenti si è allontanato. Anche questa volta gli aggressori però sarebbero giovanissimi. L'ennesimo caso e evidentemente c'è qualcosa che non va, è chiaro, oggettivo, e i giovani, ripeto, mi segnalano questi casi perché anche loro esasperati, delle persone per bene non dovrebbero porsi neanche il minimo problema, pensiero che nella propria città, dove anzi una città universitaria che tutti ovviamente promuovono come una città
accogliente, vivibile e voglio dire dinamica, soprattutto dovrebbe essere giovane, in realtà trasmette solo grande paura e insicurezza. Io cercherò ovviamente di essere utile e di contribuire per anche un marketing territoriale che possa invece andare a valorizzare quelli che sono i locali per i giovani, perché io dico sì al ballo, al divertimento, no allo sballo e alla violenza. La Polizia Locale di Verona ha scoperto un laboratorio artigianale dove venivano costruiti con la stampante 3D taser elettrici e tirapugni in fibra di carbonio che poi venivano venduti. 3 minorenni sono stati denunciati. La scoperta è stata casuale. Durante un controllo i vigili hanno fermato 2 giovani trovati con un tirapugni e un taser elettrico. È stato poi accertato che gli oggetti erano stati costruiti con una stampante 3D in fibra di carbonio. I vigili hanno quindi perquisito la casa di un altro minorenne che custodiva altri 3 taser e 4 tirapugni che erano stati appena stampati. Si terrà domani alle 15:30 nella chiesa di Revine Lago l'ultimo saluto a Viviana Maria Barel, la bimba di 2 anni, morta soffocata da un nocciolo di ciliegia. Sei stata un dono per tutti noi, l'amore che hai acceso nei nostri cuori non potrà mai spegnersi. È con questo saluto che mamma Alessandra e papà Renato hanno voluto lasciare per sempre la loro piccola Viviana. Viviana Maria Barel, nemmeno 2 anni e mezzo, è morta sabato sera tra le braccia dei genitori, un nocciolo di ciliegia che le è andato di traverso e che non le ha più permesso di respirare. Disperati i tentativi di soccorrerla. Sul posto anche una vicina di casa, infermiera di pronto soccorso, che ha svolto le manovre d'emergenza, ma a nulla è servito. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, i soccorritori del SUEM 118 hanno fatto di tutto per cercare di rianimarla, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Grande e unanime il cordoglio per la tragica scomparsa della bimba. I funerali si terranno alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Revine. Viviana lascia la mamma, il papà, le sorelle, i nonni, gli zii e tutti coloro che le hanno voluto bene nella sua breve vita. Un poliziotto della questura di Padova ha salvato una bambina che stava annegando in spiaggia a Jesolo. Il racconto di Ivan Francescone ai nostri microfoni. Ero appena andato in acqua con il cane, che l'ho mollato in acqua che nuotava, e ho cominciato a sentire le urla di una madre, di una donna, vicino all'ingresso, diciamo, sul bagnasciuga, lì in prossimità degli scogli. E urlare aiuto, aiuto, mia figlia si sta annegando. Sentendo le urla disperate di una madre e di una bimba in difficoltà, Ivan Francesco, un poliziotto del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, non ci ha pensato 2 volte e ha cercato di raggiungere in acqua la piccola. In spiaggia a Jesolo, con la moglie, il figlio e il cane, Francescon ha analizzato la situazione e ha visto un altro bagnante che si avvicinava agli scogli per aiutare la bambina. Tentavo di tenerla su, sono andato un paio di volte sott'acqua, però tenevo su la bambina, ho cominciato a nuotare, ma anziché tornare a riva vedevo che venivo trasportato sempre più verso il mare, insomma, verso il fondo. Le onde molto forti e il rischio di finire contro gli scogli ha reso la situazione difficile, ma Ivan Francescon ha saputo gestire l'intervento mettendo tutti in salvo. E ho visto altri 2 uomini, c'era sempre questo signore lì vicino, perché anche lui cercava di rientrare. E sono intervenuti altri 2 uomini, tra i quali il papà, che ho saputo dopo che era il papà della bambina. Però vedevo in grosse difficoltà anche lui, ha bevuto più di qualche volta, che a quel punto gli ho detto: è inutile che veniate verso di me, create una catena umana urlando, almeno chi tocca riesce a tirare gli altri, e da lì mi sono appeso, mi sono aggrappato, diciamo, al braccio di uno e mi sono tirato su. Una catena umana fino alla spiaggia ha permesso che tutto finisse per il meglio. All'inizio non aveva parole, poi mi ha abbracciato, è stata una bella sensazione, il papà era disperato, mi ha ringraziato in tutti i modi. Per il poliziotto tanta emozione nonostante la fatica fisica per lo sforzo di tenere a galla la bambina che era entrata in acqua con il suo salvagente ma che era stata travolta dalle onde. Ivan Francescon, in forza al reparto prevenzione crimine di Padova, era collega di Domenico Zorzino, l'assistente capo della polizia, annegato nel Frattagorzone 2 anni fa nel tentativo di salvare un vicino di casa caduto nel fiume. Mio figlio mi ha fatto commuovere perché, scusate, mi ha abbracciato e mi ha detto: sei un eroe, papi. Lei si è sentito un eroe? No, perché guardi,
Mio figlio me l'ha ripetuto anche ieri sera: papà, tu non ti rendi ancora conto di quello che hai fatto. Però non è che mi piace apparire sì, ho fatto una cosa per me naturale. Ed ora la politica. La Lega dà il via alla campagna per le regionali con le prime ipotesi di candidature nelle liste. Tra i più desiderati c'è il sindaco di Treviso, che però dovrebbe lasciare la guida del comune. Intanto continua lo scontro Carroccio-Forza Italia sul terzo mandato. Non so niente, si vedrà. Affida a poche parole la sua personale versione del no comment il sindaco di Treviso Mario Conte, mai come in questo periodo di fronte a un bivio. E che bivio, perché la Lega, che si è ritrovata a Noventa a Padovana per dare il via alla campagna per le regionali, spinge per averlo nelle liste. La squadra ed amministratori con la quale il Carroccio vuole recuperare il terreno perduto su Fratelli d'Italia. Conte è un nome importante, nome di peso, guida di Anci Veneto, ma è lo stesso Conte che solo una settimana fa a Ring ripeteva: io sono sindaco di Treviso, ho tanti impegni con i miei cittadini, ho un rapporto straordinario con la mia comunità e quindi mi sono preso questo impegno con loro e non voglio tradire la loro fiducia. Già, perché prendere la via di Palazzo Ferrofini significherebbe, per incompatibilità, lasciare Casugana. Possibile? Anche il suo braccio destro a Treviso in cima alla lista dei desideri della Lega. Mi fa piacere, perché quando fanno il tuo nome vuol dire che insomma qualcosa di buono hai fatto, o perlomeno la gente ti segue. Però ecco, fino adesso io avevo già detto che avrei evitato le regionali per il fatto che insomma 3 campagne elettorali in 3 anni sono come Forrest Gump, sarei un po' stanchino, quindi magari me la evito questa. Intanto tra un si vedrà e un no grazie hai voglia di parlare di programmi. Centrodestra e centrosinistra sono alle prese con le beghe del nome del candidato governatore. Tempi sempre più stretti per lo sblocco del terzo mandato, mentre lo scontro Lega-Forza Italia continua. Si sta dando degli stupidi agli elettori, perché gli stiamo dicendo che se non poniamo limite ai mandati l'elettore non riuscirà a fare l'alternanza. Quindi stiamo dando degli stupidi ai cittadini. La questione va affrontata oggi. Tocca a Zaia, che è uno dei presidenti più amati. L'anno prossimo toccherà a un altro presidente che si troverà nella spiacevole posizione che parleranno del suo eventuale terzo o quarto mandato. Mi sta dicendo che quando Zaia ha deciso di fare il limite dei mandati in Regione Veneto ha detto agli elettori che sono degli stupidi. Io ero contrario, io sono da sempre contrario. Perché? Poi all'interno di un partito prevale una linea generale. In Veneto è stata fatta una legge, quindi la maggioranza, con il presidente Zaia ha fatto una legge. Quindi sì, ma non è un totem, le leggi si possono cambiare. Le cose o ci credevi o ritenevi che gli elettori sono stupidi. No. Vorrei ricordare che nella passata legislatura 2017-2018, adesso potrei sbagliare di qualche mese, è stata portata la discussione in Consiglio regionale sullo sblocco dei mandati. Ma è finita nel nulla. Perché? Perché per volontà del Presidente non si è voluto andare di fronte alla modifica della legge vigente. Non che gli avversari siano tranquilli. Giovanni Manildo sempre più in rampa di lancio, ma la spinta dei circoli PD tra Verona e Padova per Vanessa Camani si sta facendo sentire. Chi conosce bene entrambi spiega qual è la soluzione preferibile. Noi donne abbiamo molto caldeggiato la figura di una donna e sarebbe però una candidatura molto di Partito Democratico. Siccome dobbiamo lavorare in coalizione, la coalizione ha più favore che sia un candidato meno targato. Sono attesi 80.000 fan per 2 concerti degli Imagine Dragons allo stadio Euganeo di Padova domani e giovedì, 2 date da 40.000 presenze ciascuno. Il comune, come per i grandi eventi in calendario, ha previsto un piano viabilità con bus navetta gratuiti per lo stadio. Dalla mattina ha aperto il parcheggio di via Nereo Rocco, disponibili anche i parcheggi nord su via Due Palazzi e quello del Gran Teatro Geox, collegato con un passaggio pedonale allo stadio. Ed è tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.